Condizionata per cavalli di 3 anni, ritirato il numero 7 Brando Trio. Restano 11 dietro l'autostart, 1 Benedetta Jet, 2 Bardot Louis, 3 Belgique Best, 4 Benvenuto Ongi, 5 Briscola Matley, 6 Benur Relic. Seconda linea 8 Brendas, 9 Besame Muccio, 10 Bohemia Chuck SM, 11 Bionica Horse, 12 Bang Bang SBF. In chiusura Bardot Louis, la più appoggiata, in sediolo Manuele Matteini, sferrata completamente, numero 2. Macchina che accelera, partiti, l'errore proprio di Bardot Louis mentre numero 2 Bardot Louis con la corda squalificato. Benedetta Jet davanti a Benvenuto Ongi, che rimane però all'esterno per l'inserimento di Belgique Best. Numero 6 Ben Urk squalificato. Con leader sempre Benedetta Jet che cerca di replicare l'attacco portato da Benvenuto Ongi, che poi è costretto a rimanere all'esterno per l'inserimento di Belgique Best, che precede il resto del gruppo molto sgranato. Intanto 31 però per i primi 400 metri di gara. Fra nelle prime posizioni vediamo anche Besame Muccio, poi al largo Bang Bang SBF, 46,2 per i 600. Cavalli che affrontano il passaggio davanti alle tribune, sempre condotti da Benedetta Jet, Antonio Greppi in vantaggio. All'esterno la terza ruota ora di Bang Bang SBF, che viene via con molta decisione, sopravanza Besame Muccio, poi anche Benvenuto Ongi e si profila a ridosso del leader. Benedetta Jet in vantaggio, al suo esterno Bang Bang SBF, lungo la corda Belgique Best, gli altri faticano a progredire. Siamo ora al chilometro completato in 1,17, 500 o poco più alla conclusione, con la leader che cerca di reagire, Benedetta Jet contro Bang Bang SBF, 400 alla conclusione, ora il parziale in 14,6, l'errore numero anche di 3 Belgique Best squalificato. Così rimane in vantaggio Benedetta Jet, che allunga ancora sulla curva conclusiva. In terza posizione è passato intanto Bohemia Chuck, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo, Benedetta Jet in netta evidenza, allunga ancora nel finale, si isola Benedetta Jet per venire a vincere nettamente. Secondo posto per Bohemia Chuck, al terzo finisce Besame Muccio, 1,15,8 il ragguaglio conclusivo, 29,8 a chiudere. La vittoria per Benedetta Jet e Antonio Greppi. Il training è di Gennaro Casillo, oggi sferrata agli anteriori. L'allieva di Gennaro Casillo coglie una buona partenza, complice anche l'errore di Bardot Louis, e in percorso di testa controlla la situazione, vince molto nettamente, una ventina di metri avanti agli avversari. Il secondo posto per l'estremo outsider Bohemia Chuck, mentre al terzo finisce Besame Muccio.